No, I'm not a writer. Sono in diretta radio fra un pochino, accidenti. Boh, 19:19, doveva chiamare alle 19:15, chiamerà adesso. Ha un ritardo, come le femmine, incredibile. Vabbè, finché te lo dice un uomo. Mettersi seduti sarebbe stato più comodo, ma il camper smontato. Eccoci! Ti sento benissimo! Perfetto, ora per ora loro non ci sentono, gli ascoltatori, noi siamo ora in linea io e te, praticamente ora c'è questa canzone che sta viaggiando, dura 2 minuti e poi ti faccio entrare a te. Ok, inizi a salutare tu, inizio a salutare io? Sì, no, ti ripresento io, poi ti saluti, io ti faccio qualche domandina e niente, tutto così. Perfetto. Bene. Speriamo che la linea tenga, sai? Sì, io penso di sì. Cioè, abbiamo provato, non c'è stato problemi, quindi ottimo. Speriamo, dai, incrociamo le dita. Da che parte del mondo sei io? Ma qua siamo in Veneto, nella Val Padana. Sì, in Val Padana. Nella nebbia, anzi. Bello il video, ho visto i video, gli ultimi che avete fatto, spettacolare, chitarra. Ma che posto bello è lì? Dov'è? Ma lì siamo sul tagliamento, diciamo, sulle secche. Ma lì poi rimane sempre così? Sì, è sempre così. Passa il fiordo. Ah, così. 30 secondi e parto poi a ragionare io e poi ti apro a te, va bene? Ok. Spettacolare canzone su Radio CTR, Eddie Vedder, Long Night. Come vi ho già anticipato nei giorni passati, abbiamo in collegamento speciale un nostro caro amico Yuri, proprietario della pagina Facebook Le Puntine del Mondo e youtuber. Quindi ragazzi, se amate viaggiare e vi piace il discorso del selvaggio, come lo chiamo io, passate dal suo canale YouTube Le Puntine del Mondo, che lì vi divertirete tanto. Yuri, mi senti? Eccoci, ti sento forte e chiaro nonostante la nebbia che mi avvolge qua in Val Padana. Perfetto, anche noi ti sentiamo forte e chiaro. Allora Yuri, qualche domandina per te. Intanto, se vuoi salutare i nostri amici ascoltatori e renderti partecipe del programma, noi siamo più che contenti, perché Radio Città è così, più siamo più ci divertiamo. Saluto tutti gli ascoltatori, web ascoltatori di tutta Italia. Esatto. Yuri, cosa ti ha spinto a vivere, tra virgolette, nel selvaggio? Ti dirò, è stata non tanto una scelta drastica, ma è stato un qualcosa che è nato col tempo. Io ti dico, ho sempre avuto la passione di viaggiare, ho sempre avuto la passione delle case piccole. Cosa è successo? Dopo un periodo lungo che è durato una quindicina d'anni, posto di lavoro fisso, sai, vita monotona, stressante, certo, tutto quanto, ho collegato un po' tutte quelle mie piccole esperienze, tutti quei miei piccoli desideri alla situazione attuale. Ho preso un camper e ho detto: io prendo, vi saluto tutti e vado via. Col camper ho esaudito il desiderio della tiny house, li chiamano adesso, no? Se quelle casette piccoline da 4 metri per 3, hai capito? Esatto. E col camper... E quindi, che mezzo hai scelto per la tua avventura? Un camper, giusto? Un camper 14 per la precisione. No, vabbè, ma quello non vuol dire, anzi, poi il mezzo, diciamo, è personale, uno poi ci si affeziona, diventa veramente una casa con cui ci viaggi. Certamente. Tieni conto che adesso ce l'ho tutto smontato perché sto finendo gli ultimi lavori, no? Giusto. No, io ti faccio queste domande perché ovviamente io ti seguo e invito tutti i nostri ascoltatori a seguirti nel tuo canale YouTube, però lo faccio per precisare per la gente che non ti conosce, quindi faccio qualche domanda, diciamo, basilare. Ma certo, ecco. Chiedi anche perché appunto non vorrei io dar per scontate alcune cose, sai, quindi giustamente chiedi pure tu e io ti rispondo. Tranquillo. Come si vive, Yuri, in un camper? Sempre dalla tua esperienza personale? Dalla mia esperienza personale ti dirò che inizialmente mi sembrava una scelta, non dico drastica, però insomma un po' pesantina, difficile. Allora cosa ho fatto? Siccome mi sono preso per tempo prima di partire, un annetto, no, per preparare il camper, eccetera,
Ho detto dai che proviamo intanto a dormirci, a farci da mangiare, quelle cosine là, per vedere che poi magari insomma non sia una cosa troppo minimal, troppo selvaggia. Alla fine ti dico, in base proprio a questo mio carattere, questa mia adorazione alle tiny house, mi sono trovato veramente molto meglio nel camper rispetto che a casa. Tieni conto che ho anche una casa anche grandina, diciamo, con il giardino e tutto quanto, ma sai che più grande è la casa e più grande è tutto quanto, e più hai anche da pulire, da stargli dietro. E nel camper, che posso dire, per la mia esperienza, per chi volesse fare un po' il matto così come l'ho fatto io, quello che si potrà rimpiangere dell'abitazione è la doccia e l'acqua. Perché giustamente... perché sei scarso. Sì, diciamo nei camper è un bagno piccolino. Soprattutto nei camper vecchi come il mio la doccia è un tutt'uno, non hai la doccia separata, no? E dopodiché non sei collegato all'impianto idrico, quindi devi caricare d'acqua il camper, hai più o meno 100 litri, qualche camper ne ha 200, quindi quella è, personalmente, ripeto, è l'unica cosa che rimpiango della casa, insomma le docce in libertà, hai capito? Devi fare delle docce studiate nel camper, devi imparare l'arte. Devi studiare e sapere gestire, ovviamente, cioè, poi ci devi prendere confidenza, magari se uno inizia adesso deve sapere gestirsi l'acqua, queste cose qui. Esattamente. Poi tieni conto come letto, i camper bene o male hanno un letto da 1,5 piazza, qualcuno non due. Proprio 2 piazze, ok. Quindi una persona da sola ci dorme di lusso. Bene. Quali sono i tuoi progetti per il futuro, Yuri? I progetti per il futuro in ordine cronologico è step 1 prendere il camper e l'abbiamo già fatto. Step 2 preparare il camper e lo stiamo facendo proprio in questo precisissimo momento. Domani lo porto a fare gli ultimi lavori, l'impianto elettrico per capirci, perché sai io qua anche ci lavoro, quindi ho anche il computer, sì. Mi serve anche tutta l'attrezzatura e tutto quanto. E step 3 sistemare quelle piccole cosine a casa e poi partire. Io in previsione, anche per arricchire un po' il canale, avevo pensato prima di fare l'Italia, perché secondo me è un sacrilegio tralasciare questo bellissimo paese che è il nostro. Quindi l'Italia costeggiando il mare, successivamente... Mi senti? Sì, ti sento. Perfetto. Benissimo. Successivamente pensavo di fare Francia, Spagna e Portogallo, però credo di aver cambiato idea un po'. All'ultimo volevo ritornare in Scozia. Io un tempo lavoravo in Scozia, bellissimo paese, bellissima terra veramente, quindi di dar la precedenza a Inghilterra, Scozia e Irlanda, però certo. Vivo sempre un po' all'ultimo minuto, no? Quindi non si sa mai che dopo il giorno dopo parto per la Grecia, hai capito? Quindi la destinazione è un po'... esatto, a pelle proprio. Bene. Cosa consigli agli ascoltatori in merito a un'esperienza in camper, Yuri? Merito un'esperienza in camper, guarda, io una cosa che posso consigliare e che è stata l'ultimo tassello che mi ha avvicinato a questa scelta, no, di vivere in camper o comunque anche di partire, di farsi qualche giorno in tenda, in qualche campeggio o nel selvaggio. A me è successo che vivendo questa esperienza, era anche la prima volta, mi sono accorto quanto effettivamente io stessi bene senza avere nulla, senza possedere nulla, senza tutte le mie cose, i 50.000 vestiti che poi neanche non usi, il computer, telefono, esatto. Hai capito? A me quell'esperienza ha segnato molto, l'esperienza della tenda. Ero andato in moto con la tenda dietro, da solo, in mezzo agli orsi in Slovenia, quindi diciamo che adesso in confronto il camper è un lusso, ecco. Ovviamente io penso che tu devi essere predisposto a una certa tipologia di avventura, ecco, perché non tutti magari sono abituati a vivere nel selvaggio, ecco, magari persone hanno bisogno della comodità di stare dentro una casa, hanno bisogno della doccia, come dicevamo prima, hanno bisogno dei propri effetti personali, però, cioè, chi ci riesce, secondo me, hai ragione perfettamente, è una bellissima esperienza. Confermo, è una questione di tempi. Ti dirò, io se mi avessero detto 5-6 anni fa di fare questa vita o comunque questa esperienza, col cavolo,
Gli dico, scusa un attimo, ho la mia casa con la lavastoviglie, il frigo gigante e tutto quanto e vado a vivere dentro un camper, ma sei matto? E poi vedi come l'accumularsi delle esperienze, il passare degli anni, delle cose ti cambiano, no? Cambi idea, Certo, cambi... esatto. Se uno poi non prova, cioè non può dire per certo sì, lo posso fare, no, non lo posso fare. Ecco. Esatto, ci sono i suoi tempi. Benissimo. Yuri, io ti ringrazio, ti lascio al tuo sistemaggio del tuo camper e niente, se vuoi salutare gli ascoltatori, gli amici che sono di Radio CTR, ben venga, sei ben accetto. Cari ascoltatori, spero di non avervi annoiato perché è anche la mia prima volta, quindi insomma tenete conto un po' di imbarazzo, un po' di... E quindi dai. Tranquillo, questa è una radio molto familiare, ecco, noi siamo così e ci piace il parlare, il divertirci, siamo un po' tutti curiosi, gli ascoltatori di Radio CTR sono tutti curiosi, quindi gli piace ascoltare nuove avventure. Noi in merito abbiamo scelto una canzoncina proprio apposita per te e per il tuo modo di vivere, diciamo, no? Viaggiare si intitola questa canzone, è di una ragazzina piccolina, ha 13 anni, ma c'ha una voce veramente speciale. Io ti ringrazio Yuri e dico a tutti gli amici ascoltatori di Radio CTR di passare dal tuo canale YouTube che si chiama Le Puntine del Mondo e andate a vedere ragazzi i suoi video che sono veramente meravigliosi. È un ragazzo di compagnia, viaggia insieme al suo cane, giusto? Certamente, la mia cagnolina, che il soprannome è il cane pericoloso. Perché è un pitbull dolcissimo, no? Però quando passi tutta la gente dice quello è il cane pericoloso e allora abbiamo detto ok, allora si chiama così, hai capito? giusto, il cane pericoloso. Bene, viaggiare di Lily Hen. Ciao a tutti. Ciao Yuri, grazie. Ciao. Ciao Yuri, grazie, ciao.